Centrale, veloce! La richiesta di aiuto alla radio, centrale, veloci, urla l'agente della polizia locale, accerchiato insieme alla collega da centinaia di giovani mentre sta tentando di sedare la lite tra due ragazzine. Veloci, si stanno aggredendo! Le due giovani però continuano ad insultarsi, a tirarsi i capelli. Una, forse quella che ha scatenato l'aggressione, si divincola per scappare dalla vigilessa contro cui si accanisce con una violenza inaudita. La pattuglia della polizia locale era l'unica sabato sera in Piazza dei Signori. Non ci sono agenti in più che possono dedicarsi a una determinata zona, quindi evidentemente se una determinata zona è particolarmente controllata ne va di conseguenza che le altre zone, tutta Padova, sia meno controllate. Noi mesi scorsi avevamo il servizio interforze nelle piazze e sabato sera c'era una volante della polizia locale, punto. Se la zona rossa della stazione è presidiata, il rischio è che il centro rimanga scoperto, sottolinea Bonavina. È capitata questa situazione di sabato sera, ma potrebbe ricapitare, quindi ecco, dobbiamo valutare che non possiamo mandare allo sbaraglio una pattuglia, che sia polizia locale, che sia polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, credo che sia veramente la stessa cosa, ma in certe zone è necessario che ci sia un controllo un po' più importante. Sono le 22 di sabato sera, mentre si consuma la violenza sono tanti i cellulari pronti a riprendere, ma solo due i ragazzi che cercano di fermare la giovane che picchia la vigilessa e che alla fine riesce a scappare. Un'altra cosa sicuramente brutta è il fatto che tutti quei ragazzini che erano lì attorno coi telefonini a riprendere, invece di intervenire, invece di separare queste due ragazze, sembrava quasi le incitassero per avere un video ancora più bello da postare sui social. L'indagine ora sta cercando di capire come sia iniziata la lite, se ci sia stato un furto o una rissa scaturita da un diverbio. Nel frattempo gli agenti accerchiati hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni. A loro la solidarietà dell'assessore e il sostegno del sindacato. Una pattuglia si è sganciata alla zona rossa, e parlo della polizia locale perché chi è intervenuto per prima è stata la polizia locale, altre 2 pattuglie della polizia locale sono intervenute prontamente a difendere i colleghi, poi ovviamente hanno immobilizzato le 2 ragazze e poi sono state portate negli uffici per evidenti pratiche di identificazione.